con la nostra orchestra. Poi in orchestra c'è stato qualche cambiamento. Io ho preferito aspettare, ho preferito fare una serata, farti una serata strana, insieme all'amico Enrico Marchiante, insieme a tutti gli amici di Telecittà, insieme al Teatro Falcone Borsellino, per il quale mando un grande applauso forte, fortissimo, che ha dato la disponibilità. Io ero già venuto con l'orchestra ospite, con l'orchestra di un bravissimo cantante e un carissimo collega che è Maurizio Medeo, e gli mando ancora un bel applauso, un saluto. Lo ringrazio ancora per la bellissima serata. Ma ci tenevo prima che chiudesse la stagione questo teatro, questa bomboniera, a presentarvi la mia orchestra. Ce l'abbiamo fatta e quindi, signori, vi auguro una buona serata, buon divertimento, buon ascolto, buon concerto in nostra compagnia. Se volete fare ancora un bel applauso lo prendiamo molto volentieri. Non possiamo non iniziare con la prima canzone che ho scritto, che dedico a tutti quanti voi. Si intitola Brilla una stella nel cielo. Buon divertimento a tutti. Andrea. Dopo una vita sul mare, passata a girare il mondo, sono seduto a pensare che tutto mi cambia intorno. Quando ero giovane e pieno di vita, sul ponte di un grande veliero, il capitano chiamava ragazzo e io ne andavo fiero. Brilla una stella nel cielo, nell'infinito lassù, indica quel marinaio la strada sul mare blu. Brilla una stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia ne ricorderà. L'onda del mare danzava, poi si spezzava nel vento. Quale sarà il mio destino? Stella, brilli nel tempo, come un bambino che sogna la luna. Sentivo i miei occhi brillare quando la nave dal porto salpava e lontana fuggiva sul mare. Brilla una stella nel cielo, nell'infinito lassù, indica quel marinaio la strada sul mare blu. Brilla una stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia ti ricorderà. Sei un grande Matteo! Brilla la stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia ti ricorderà. Il viaggio che porta lontano, la famiglia. Basta. Anche finire con la famiglia non è mica male, vero? Finisci con una bella frase. Era una banalissima scusa per prendere fiato.
gli ricorderà. È un numero uno! Grande Matteo! Grazie ragazzi, davvero di cuore a tutti quanti voi. Io a questo punto della serata siamo giunti alle ultime due canzoni. Sto scherzando. In realtà la serata è lunga, le canzoni sono tante da presentare, tanti nostri successi, ma soprattutto tante canzoni nuove. Io prima di presentarvi ancora, perché come vedete manca qualcuno sul palco, mancano due persone. La prima vorrei chiamarla adesso sul palco, molto volentieri. È prima di tutto un grande amico. In secondo luogo è una delle voci più belle del panorama della musica da ballo, e questo penso che sia ormai chiaro proprio a tutti. Infatti stasera lui non vuole, ma stasera canterà con noi. Dopo ti do 100 euro. Grazie. Alla fine, comunque, signori, è un capo orchestra, è un imprenditore, è un personaggio televisivo, 200. è un bell'uomo, 500. però è una persona con un cuore grande così, e si è battuto per farci fare questa serata. Lo ringrazio tantissimo perché ci tenevo tanto a tornare qui. Signori, Enrico Marchiante. Grande Enrico! Buonasera a lei. Sì, lo so. Mi hai emozionato. Vabbè, La verità. non è da tutti i colleghi sentirsi dire certe parole. Io dico sempre quello che penso, ci provo. Però mi hai mandato a quel paese prima. No, assolutamente, anzi. Come stai? Bene. Intanto grazie di essere qui al Teatro Alimera. No, grazie a te. Una persona che ha detto dovrò ritornare con la mia orchestra. Non è che ho dovuto chiamarlo, perché quando era pronto mi ha chiamato, ha detto Enrico io sono pronto. C'è una serata per me? Pronti subito. Abbiamo aggiunto una serata e ringrazio chi ha fatto questo. Assolutamente. E volessi dire un bel applauso per la grande orchestra di Matteo Dolci. Grazie. Grande Matteo! Grazie Enrico. Grande Enrico! Vorrei avere qui a fianco a me Matteo. Sì. Intanto vorrei sentire un grande applauso per Telecittà, i cameraman che sono qui, che stanno lavorando, Massimo e tutti in regia, Oggi li abbiamo fatti dannare un po'. Rino, Daniele, il conte Max, Patrizia Vassallo, l'editrice, e la chiamo qui proprio, qui sopra il palco. Patrizia Vassallo, l'editrice di Telecittà. Grande Patrizia! Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Posso baciarvi? Tutti e due. E ringrazio anche le persone che dimostrano veramente tantissimo affetto, che hanno ringraziato per aver portato qui Matteo. Cosa che avete detto? Ah, lo sto baciando tutti. Assolutamente. Io mi accontento di baciare solo lei, le do del lei, eh. Allora diamoci del tu, dai. Piacere Matteo. No, prego, continua pure. Mi sta accarezzando la schiena, Pensavo avesse freddo, allora. L'ambiente. Vabbè, grande musica anche questa sera, grazie veramente di essere con noi e di entrare non solo in questo splendido teatro a Limera, ma anche nelle case dei nostri telespettatori. Quindi un abbraccio a voi che siete qui, un abbraccio. Complimenti! Grande Patrizia! Patrizia, volevo ringraziare anche gli sponsor che fanno parte di questo mese di aprile. Importantissimi. La vitamina di tutto questo, perché se vedete questo insomma è importante anche per il grazie agli sponsor. Vorrei sentire un grande applauso per la BM, la Slocking, Marino Benetti, che abbiamo il piacere. Grande Marino! Buonasera signor Marino. E tutta la famiglia, bravo Marino. Lo facciamo forte l'applauso! Marino Benetti!
Cavaliere! Grazie a tutti quanti. Ecco, questo è il massimo. E quando dice grazie, per lui è un grazie importante. Marino, eravamo a mangiare la pizza prima di Marino, grazie a tutti, è l'ultima sera. Lui mi guardava e diceva, ma quando io dico grazie a tutti è già importante, è già tutto. Poi un altro applauso, vorrei ringraziare Antenore Energia, l'applauso ci vuole. E per un altro sponsor che ci sta guardando, il re del pollo! Ti piace il pollo? Assolutamente, si vede anche. Lì c'è un cimitero. No, ti ho detto, non no, che lui non può agganciarsi la giacca. Come no? Perché se lui ce l'ha, io devo agganciarla. Però se sei un amico che mi dice sei un amico mio, ti ho detto. Guarda, è quella stessa cosa che ho detto la volta precedente. È sempre lo stock di giacche che mi ha regalato mia suocera, è per quello che è a casa che mi segue, allora la saluto. E tienti fortunato. A questo punto, amici cari, vi lascio in ottima compagnia con questa grande orchestra, però non per ultimo lo vorrei chiamare qui a fianco a me, il nostro amico, il vostro amico, Francesco Mazzucato! Benvenuti caro Matteo, se sono arrivato adesso è perché dopo tutte le sviolinate che hai fatto con Enrico ho adoperato un sacco di segatura proprio perché lui si è sciolto. Dopo fai ancora dei complimenti perché lui non va più in sauna. Tu fai i complimenti e lui cala un chilo e mezzo. Che ha detto che deve darmi 500 euro, per cui... Ma queste sono robe vostre, non dovete essere penali su queste cose qua. E poi se fai del bene, se fai beneficenza non devi pretendere dei soldi. Hai ragione. Oh, grazie. Allora, io intanto sono felice di essere qua per ascoltare Matteo perché da pochi giorni, quanto è passato il debutto? Questa è la nostra quinta serata. Pensate voi, e lui metteva, ecco l'applauso lo facciamo, perché io attraverso Facebook non c'era l'amico Renato Zilli, non c'era quella sera. Grazie. No, Renato non c'era, ma c'era domenica in una festa sempre qui nel vostro Veneto. Esatto. E Renato viene sempre quando può ed è l'amico di tutte le orchestre, quindi lo ringrazio sempre. Grande Matteo! Grazie davvero Renato. Grande! Poi tra l'altro come dicevi, poi ti lascio andare avanti, questa appunto è la serata numero 5, ma l'orchestra è partita, voi lo sapete, il 6 aprile 2017 e poi un mese e mezzo fa abbiamo fatto qualche cambiamento, ma non di nostra volontà, qualcuno ha deciso di andare e allora noi prima, dato che noi abbiamo, come dico sempre, abbiamo sempre cercato di fare, questo lo voglio dire, poi ti lascio andare avanti. No, ma scherzo. Abbiamo sempre cercato di dare il massimo, sempre cercato di fare il possibile per tutti voi, perché vi sentiamo proprio molto vicini. Io prendere 3-4 ragazzi, i primi che trovavo, non me lo sono sentita. Ho preferito fermare l'orchestra a marzo, dare il tempo a questi ragazzi di provare e adesso dare ancora più di prima. E questa è la verità. Grande Matteo! Detto questo, puoi continuare. No, volevo solo dire che ho avuto il piacere di vedere in Facebook il debutto e ascoltare i tuoi musicisti. Grazie. Quello che hai detto lo ribadisco. Grazie. C'è stata una canzone che mi ha, sebbene la conosco molto bene, un certo Carnevale di Venezia, che tu hai fatto e poi a un certo punto ti sei fermato e quel signore qua mi ha fatto sentire come si può suonare il basso. Sì. Una cosa deliziosa e volevo solo dirti bravi. Grande Loris! Davvero, grazie davvero, lui è il maestro. Allora ascolta, posso approfittare già che siete qua, li posso presentare? Ti voglio di fare un piccolo sottofondo per favore. Allora, Guarda, noi sì. ce ne andiamo. Ma perché state qui con me? No, perché se ci presenti vuol dire che ci assumi subito. E indipendenti. Concediamo con un applauso a Enrico Marchetti e tutta la prima fila, grazie ragazzi. Grande Cavaliere! Non volevo. Allora, facciamo così. Facciamo un cambio di scaletta, tanto qui siamo in diretta e non ci vede nessuno.
No, finito. Sì, no, facciamo col sottofondettino. Sì, sei d'accordo tu? Io sempre. E allora va bene. Allora no, ne approfittiamo perché gli amici che mi conoscono lo sanno. Allora, durante una serata da ballo, lo sapete, bisogna mantenere un certo ritmo, ma qui possiamo prenderci un attimo un po' più di spazio, vero o no? Ci tengo a presentare questi ragazzi in virtù di quello che ho detto prima e come dicevo le voci che si sono sentite sulla mia orchestra sono tantissime. Matteo li hai lasciati a casa tutti, Matteo ero diventato un killer, li avevo uccisi. No, invece Matteo non lascia a casa proprio nessuno, zero. Matteo vuole bene a tutti questi ragazzi, in particolar modo quando uno decide di andare, purtroppo la sua decisione l'ha presa, più di tanto non puoi fare. E allora io però tutti è una bugia. È una piccola parte di orchestra che ha deciso di andare, perché un'altra parte di orchestra è con me dall'inizio e ve li voglio presentare, vi chiedo un applauso grande, proprio solo anche per questo. Prima di tutto, come diceva lui prima, qui alla vostra sinistra, al basso, lui è l'arrangiatore, è il nostro responsabile musicale, è stato per quasi 25 anni il bassista dell'orchestra Casadei. Io poi ho preso la macchina, sono andato in Romagna. Lo posso dire anche stasera? Ma se ti offendi non lo dico. Posso dirlo? Volete sapere come ho fatto a convincerlo a venire con me? Tutti? Non lo so neanche io, ma ce l'ho fatta. Signore e signori, Loris Speciali al basso. Grande! Loris! Poi, Grande persona! dall'altro lato del palco, un altro ragazzo. Perché scusa? È un ragazzo, vero o no? È un ragazzo? Il ragazzo si può credere, diceva il ragazzo forse. No. Allora lui è un'altra colonna dell'orchestra, soprattutto è una persona, è una delle persone più di parola che abbia mai conosciuto, perché lui mi ha aspettato per 6 anni. 6 anni. Mi ha detto un domani farai mai l'orchestra. Io sono orgoglioso di lavorare con te, io l'orchestra l'ho fatta e infatti l'ho chiamato, ma lui mi ha aspettato. Un sassofonista, insomma, lo sentirete voi, non lo devo dire io, Marco Tagliolini. Grande Marco! Persona speciale! E mandiamo un applauso grande a casa, che ci sta seguendo stasera ma non ha potuto essere con noi, è molto rammaricato, ma vi saluta tutti. Ed è anche lui il trombettista che è con me dall'inizio. Abbiamo suonato per 5 anni nella grande orchestra Vagutti, Massimo Mascara. Grande Massimo! Grazie. Poi iniziamo con i ragazzi nuovi. Partiamo dal più giovane di tutti. È trincerato dietro un vetro antiproiettile. Ma che roba! È perché è come quando in una partita di calcio si dice sparate sull'arbitro, ma qui è uguale, sparate al batterio, cioè è vero? Allora lui ha lavorato per quasi 7 anni in una importante formazione di un'amica che è Mariana Lanteri, saluto anche lei, le mando un bel applauso. Alla batteria da Piacenza, il primo piacentino che ho in orchestra, perché sono di Piacenza anch'io, Andrea Maccagni. Grande Andrea! Passiamo alle chitarre, alle corde. Il nostro nuovo chitarrista, lui arriva da un altro settore, ha lavorato, ha fatto rock, ha fatto cover band, ha fatto insomma settori un po' più giovanili, poi a un certo punto non si sa come ha deciso, sono stato io a chiamarlo, è un bravissimo chitarrista, un bravissimo ragazzo, è l'ultimo arrivato perché abbiamo deciso circa 12 giorni fa e ce la sta veramente mettendo tutta. Mandiamo un bel applauso da Torino, Eric Sciampi. Grande Eric! Bravo! Andiamo là dietro. Lui lo avete visto su questo palco già un'altra volta, e proprio un'altra volta con me, ma più che con me era con Maurizio Medeo. Ha suonato con Pietro Galassi, ha suonato per 13 anni con Mauro Rizzi, ve lo ricordate Mauro Rizzi? È una colonna portante del pianoforte nel nostro settore, sono contentissimo che abbia deciso di venire con me. Vi chiedo un bel applauso per Attilio Rutta. Grande Attilio! Grande! Poi
Sei un delinquente comunque. Lui, signori, allora no, ci tengo a fare una precisione. Il signore che applaude sempre è il mio autista. Lui è d'arrivo dall'Albania. Daci, mandiamogli un bel applauso. Bravo! Daci, prima devo dire il nome, dopo facciamo una prova. Antonio. No! Allora, comunque, ce la facciamo. Allora, anche lui è una sua gentile concessione, nel senso che no, ci fa molto piacere il fatto di averlo con noi in questa nuova avventura. Non può venire sempre, ma verrà spesso, perché anche lui è un chitarrista di riferimento del nostro settore. Insieme a Loris ha suonato per quasi 20 anni nell'orchestra Casadei e sono felicissimo di averlo con me. Vi chiedo un bel applauso per Piero Martinetti. Grande Piero! A questo punto ne manca una, manca la nostra nuova voce femminile. Lei è molto emozionata, è una ragazza che tanti di voi l'hanno già vista, poi con la diretta di Renato l'ho vista tutta, però io ve la voglio ripresentare. È una ragazza che arriva da Bologna e non ha mai fatto questo settore, non ha mai cantato in un'orchestra di musica da ballo e per la prima volta è su un palco di un'orchestra che lo fa proprio di mestiere, non che lo fa di professione. È molto emozionata, però secondo noi è molto brava, ma in particolar modo quello che traspare, oltre alla voce, la bella voce, lo sentirete voi, lo giudicherete voi, non siamo noi che dobbiamo farci dei complimenti. Quello che traspare di questa ragazza è la semplicità, è proprio una ragazza semplice ed è quello che stavo cercando. A questo punto, signori, ve la presentiamo con questa canzone, la presentiamo con un brano di Giorgia, un brano molto difficile, vi prego di accoglierla con un bel applauso, la nostra nuova cantante Serena, di Sole ed Azzurro. Grande Serena! Ti vogliamo bene! Sentilo il vento, sentilo il vento! Prego. Parlare al tuo cuore
Grazie. Allora Serena, non era previsto, però io quando sono entrato intanto colgo l'occasione per ringraziare e salutare l'orchestra Vagutti. Io lo faccio tutte le sere perché se siamo qui per me è grazie a loro, quindi voglio mandare un grande saluto, un grande abbraccio sempre. Allora io è la prima volta che ho debuttato con loro, sono entrato sul palco, il maestro Vagutti mi guarda in camerino, mi dice, allora allo studio Z, mi dice, cosa vorresti dire? E io, beh, buonasera a tutti, e basta. No, ma Franco, magari due parole, due, non si sa mai, poi ti emozioni. Allora io salgo sul palco. Buonasera a tutti, signore, interrompe lui. Il ragazzo è molto emozionato, parlerà dopo e ve lo giuro. Però guarda, sono stati degli insegnamenti fantastici, aveva ragione lui, perché probabilmente se fossi andato avanti mi sarei un po' impappinato. Però due parole le devi dire anche te, perché stasera è una serata concerto. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Salve. Lei come si trova qui con noi? È un'orchestra molto brava. A parte già uno che inizia, ma è un'orchestra, già parte male. E no, a parte gli scherzi, lei non l'ha mai fatto questo lavoro e quindi è tutto nuovo, è tutta una soddisfazione, quindi sei sempre molto emozionata. Io credo che quello che traspare, appunto come dicevo prima, da questa ragazza qui è la semplicità ed è quello che la nostra orchestra vuole essere, suonando ce la mettiamo tutti a suonare, ma soprattutto semplici e più possibile vicino a tutti quanti voi. Sono molto contento di aver trovato questa cantante, questa ragazza. Grazie davvero. Grande Matteo! Aspettavo un bacino, niente, me lo dà. Allora, sto scherzando. Una canzone popolare, una canzone che conoscete tutti quanti, voi lo sapete che io le canzoni popolari le porto nel cuore. Menestrello innamorato. Sono tutte le vostre idee. Il grande Matteo! Una dietro l'altra le facciamo tutte. Ragazzi! Come mi chiamo e cosa importa come? Io sono un vagabondo senza meta.
che è bello quando la platea ti consente di prendere fiato. Stavo aspettando l'applauso del mio ultimista. Grazie davvero di cuore. C'è una canzone, come dicevo prima, una canzone, io adoro le canzoni popolari e anche voi, mi fa molto piacere. Ce n'è una che ho scritto 2 anni fa, ma non l'abbiamo mai suonata. Sapete perché? Non lo so neanche, no, perché appena partito con l'orchestra ho preferito cantare grandi successi, Minestrello, Stornellate Vagabondo, suona chitarra, canzoni che faremo magari anche dopo. Ma c'è una canzone proprio su quello stile lì che ho voluto scrivere, io ho detto, riuscirò a scriverne una così. E allora io ve la voglio dedicare quest'anno anche con, diciamo, con la novità della nuova formazione, l'abbiamo inserita in repertorio. Fa parte del nostro primo disco, è dedicata a tutti gli innamorati e si intitola Primo Amore. La dedico a tutti voi. Grazie davvero. Grande Matteo! L'orchestra. La chitarra di Enrico. Sembrava che stessi per volare, ero contento di stare insieme.
Grazie davvero di cuore a tutti voi. Allora c'è una canzone, questa è una canzone, voi lo sapete ormai vanno di moda le cumbie, e anche questa è una canzone che ha fatto tanto successo, mi fa molto piacere, si intitola Ad Oriente, e anche questa la dedico sempre a tutti quanti voi. Voglio dedicarla in modo particolare all'amico Stefano, giovanissimo chitarrista, e a tutta la sua famiglia, grazie per essere qua. L'orchestra, ci aiutate con le mani, vai! È musicista!
Grande Loris! Un fenomeno! Grande Loris! 20 anni! 25 anni di Luca Sadei! Grande Matteo, tutta l'orchestra! Bravo Tilio! Grande Matteo! Grande Matteo! Matteo Benzi con tutta la sua orchestra! Più forte di prima! Bravo! Bravi ragazzi! Bravi ragazzi! Grandi musicisti! No, una cosa la voglio dire. Questa è la nostra quinta serata e dopo poche prove, 5-6 prove, questa è la nostra quinta serata. Sono orgoglioso di poter suonare con questo sound, con questi musicisti, in questa maniera. Quindi vuol dire che stavolta mi auguro di poter durare il più lungo possibile con questa formazione in modo tale da potervi regalare, speriamo, sempre più emozioni. A proposito di emozioni, Marco, anzi, guarda, facciamo così. Vieni al centro, vieni. Adesso tocca a lui. Lui è uno specialista in un genere molto particolare, che è il genere che dà più via alla musica da ballo, vero, il folklore, dici di una volta. Che brano vuoi fare? Quello che vuoi tu. Posso decidere io? Certo. Il classico? Sì. Io direi di fare Tramonto per questo meraviglioso pubblico. Sei un grande! Marco! Marco! Uè!
Questo è un classico del... Io però non scherzo, sto scherzando. Signori, dal sax di Marco Tagliavini, per tutta quanta la nostra orchestra, Tramonto, gustatevelo tutto. Eccolo. Bravo, bravo. Bravo! Gliene facciamo fare ancora una, un pezzettino. Va bene a tutti? Sì! Allora, perché te sei più preciso di me, i cavi, vieni un po' più. Troppo bravo! Ora parti tu, intanto io mi tolgo ancora la giacca, tolgo la pancera, tutto. La disperata. Adesso cominciamo a far scatenare questa banda di matti e ve la facciamo sentire proprio originale, come si faceva una volta. Che musicisti!
Dopo la disperata, allora la prossima è il volo del calore. Non lo metteremo in difficoltà. Grande Loris! Yeah! Grazie davvero di cuore. Complimenti Matteo per l'orchestra. Bravi ragazzi, ma in particolar modo è proprio quello che mi mancava da questo teatro. No? Anche l'altra volta ci avete accolto così e ogni volta è sempre fantastico. È per quello che abbiamo lottato tanto per essere qui questa sera. Grazie. Grande Matteo! Grazie. Matteo! Grazie Renato. E tutti i tuoi ragazzi! Con la A maiuscola! Se avessi un quarto della tua voce farei il cantante per altre musiche. È vero? Io lo facciamo un bel applauso, lui segue tutte le orchestre, indistintamente. Grazie Matteo! Ragazzi e Serenella, 3 grandi successi italiani degli anni 70 che conoscete tutti, questi sono a tempo di cuffia, sono belli ballabili, ma questa sera non si balla, li potete cantare insieme a noi. Il primo è Lisa tra gli occhi blu. Alla signora che l'ha richiesta prima, mentre la sentiva dove andare il blocco. Vai lei. Senza le frecce, la stessa non sei.
canzone che ho imparato. Brava! Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare, ma non so suonare, ma suono per te. Ma senti questa voce? Ragazzi, che bello, grazie. Vi state divertendo? Grazie ragazzi. Allora noi continuiamo ancora con una canzone e poi dopo vieni qui con noi. No, dopo ti aspetto qua. Però c'è una canzone che queste sono canzoni, questi sono grandi successi di Sanremo. Sanremo una volta si cantavano delle canzoni fantastiche. Cioè una volta partiva, qualsiasi cantante partiva con una canzone, per esempio Re maggiore, perché tu, io lo so, sei migliore di me, perché tu quello che hai, perché tu, io lo so, sei già pazza di lui. Non farà mai più niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà.
così, allora ascolta ragazzi scusate, ma io è più forte di me, dai, questa la facciamo dopo, però ti chiedo di prestarmi il microfono sereno e soprattutto vi chiedo un touch dell'orchestra per accogliere un grande amico, una voce fantastica, sì, è per forza, Enrico Marchiante. Persona! Volevo solo soldi! Ascolta qui stasera. Io ero lì che ti stavo ascoltando. Sì, con la tua voce mi ha fatta sentire. Stasera abbiamo la fortuna che puoi fare quello che vuoi. No, sai cosa? Sì. Permettimi. Figurati. È sempre stato il mio desiderio. Sì? Innanzitutto volevo dirvi una cosa, lui non l'ha detto. Non è vero che l'ha scoperto Franco Bagutti, ma l'ho scoperto io. Era in quella serata, in quel teatro tenda, in quella montagna. Tu non ti ricordi neanche. Andalo! Vero? Vedo sto ragazzo e Franco, che saluto, sicuramente sta guardando, ma chi a te? E lui sta voce. Marchiante, canta l'eco del core con questo ragazzo. Tanto, se canti tu canta anche lui. Vabbè. E questa non l'ha detta. No, è vero. E mi ricordo che in quella serata. Sei disgraziato. Sì. In quella serata. Ah sì, mi ricordo sì. In quella serata ho detto, questo ragazzo fa la strada. E devo dire la verità, tu, ascolta qua, tuo amico, e quando un medico ti ascolta tuo amico, ascolti bene. Tu sei una persona umile. Grazie. E a noi qui in Veneto, ma dappertutto, l'umiltà è sempre apprezzata. Grazie. Non cambiare mai. Assolutamente. Grande Matteo! Poi c'è grande Ricco! Sì. E invece non t'ha baciato neanche a te, magari tagliami un bacino, te lo da prova a dargli un bacio. invece con questo signore qui, lui non si ricorda, ma eravamo a Modena in una serata e lui ha tenuto botta una sera, hai tenuto botta con le tue barzellette. Ho dovuto andarmi a cambiare 4 volte per fondere con le barzellette, o non so se mi farà fare la barzelletta. Dopo una per forza, per forza. No, quella di Marigione, dai. Vabbè, parlando di chitarrista che ha fatto 20 anni in Casadei. Cioè, scusa. No, è lui vecchio, non io. Rompi la tua chitarra. Ti ha proprio preso. Giusto, guarda, loro ti seguono. Fatelo sopra, originale. No, molle qui non c'è niente. È molle. Non gli ha detto che molle. Qui fa un duro, tutto duro qui. Rompi la tua chitarra. La notte
ce l'ho qui. E fino a prova contraria anche voi ce l'avete tutti. Finale lo fai te, caro. Quando che cantava La moglie calda mi vuole bene, io la canto sempre mia moglie. Io Mauro Ferrari cantava sempre La moglie era calda. Mamma mia. Dimmi. No, stavamo dicendo delle canzoni di Sanremo. Possiamo prenderci un momentino? No, perché stavamo dicendo delle canzoni di Sanremo. E quelle che hanno fatto la storia. Ok. Allora stasera penso che il bello della diretta sia anche questo, è vero o no? Tu hai una voce che è incredibile, parti con una canzone, quella che vuoi tu. Da Sanremo possiamo grazie Dio. Sanremo, dico Sanremo. Vedi che comunque. Io, dai, dimmi te una. Allora facciamo questa qua. Vai. Vieni con me. Ma come prendevo? Lui dice vieni con me. Vieni con me. Prima siamo andati a prendere la pizza sulla strada al buio, dice dai, vieni con me. Matteo, ti conoscevo un latino. Suona anche la tromba, in quel senso. Fa maggiore. Al maggiore. Prendi questa mano, zingara. Dimmi pure che destino avrò. Dimmi se mi ami, Andiamo. dammi la speranza, Dio. perché voglio venire al posto suo. Guarda nei miei occhi, zingara. Dimmi pure che destino avrò. Dammi la speranza, non ho più paura di dirlo, questo tocca a te. Grande Enrico, Matteo! Stasera E tutta l'orchestra! possiamo fare di tutto, è una cosa che è vero o no? Dai, questa. Prego. In via dei Ciclamini al 123 correvano le bambole vestite. Non lo so, sei giovane. Questa purtroppo non la so neanche. Avete una richiesta? Dai, l'ultima, una richiesta. Qual è? Una volta. Maledetto la primavera. È vecchio Fra, ma vecchio Fra come fa male? Non me la ricordo anch'io. Senti. Lui sa. Vedi, tutta mezzanotte. Tutta quanta la città, le strade sono deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se va. Il fiume scorrendo, lasciando sotto i ponti. Sto accomodando. Tutta quanta città solo fa. Hai il cilindro per cappello. Tutti che cantano in play che ti guardano. Cioè la canzone più felice che potevi scegliere. Ha scelto lui. Pafo. E poi non la so. Addio, addio. Addio, buonanotte. Va dicendo ad ogni piano, su per i monti, su per il mare. E chi va ai monti, chi va al mare. E chi va al mare torna qua.
Facciamo ancora una. Mi minore. Questa la porto nel cuore. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Quando un'altra dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più. Le notti sono tutte blu. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare. La notte tiepida mi porta al dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare si è spenta come il sole d'oro. Cuore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, ti amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Quando un'altra dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più. E nessun'altra cercherò. Io cercherò. Amare un'altra non potrò. Ciao ciao ciao. Grande Matteo! Grande Enrico! Dai, questa la sai. Allora, fa maggiore. Ma tu le sai, lui sai. Ma figurati. Pregherò per te e la notte che se tu lo tornerai. Io lo so, as long, just no longer see. Wanna come, Rick Marchiante, yeah. come, just leave. E chissà se lo vedrai solo con gli occhi miei e nel mondo la sua luce. Io t'amo, quello è il primo segno che era la tua fede nel Signore, nel Signore. Grande Matteo! Grande Enrico! E tutta l'orchestra! Uè! Uè! Che belli che siete, ragazzi. Enrico, tu mi hai fatto una richiesta prima, io ora vorrei farne una a te. Hai mica la bottiglietta d'acqua o una sete che credo? Sì, l'avevo presa, è lì dietro. Grazie, quando potete, ragazzi. No, c'è una canzone, quella che mi hai richiesto prima. Ma sai perché? Sì, presentala tu. Allora. No, così bevo. Presentala tu. Vuoi quelle io? Vedi? No. Grazie, Marco. No, Albano! Albano. Quando sono, cioè, adesso non è che io vorrei dire che sono vecchio perché sono giovane, però questo ragazzo alla batteria qui, ad esempio, che è molto più giovane di noi, suo papà, quando andavo a suonare con Franco i Mister, io andavo alla sera e prendevo sonno sopra le sue gambe, così, mentre lui suonava le tastiere, fino a che l'aveva detto, sì, intanto mi diceva, vai fuori che rompi il coglione, cioè, Che bello questo bambino. poi era un bambino, era importante. Allora mi mettevo lì tutte le sere, io dalle 9 la sera fino alle 2 che finivano ero lì impiantato come un gufo vicino alla batteria, poi dalla batteria andavo alla fisarmonica, dalla fisarmonica alla batteria. Poi ti mandavano in camerino, poi vai a letto. Esatto, perfetto. Qui c'hanno dei ragazzi, tutti musicisti veramente. Hai fatto una squadra, Sono molto contento. un capolavoro. Insomma, noi ci proviamo. Io li ho sentiti prima, ti ho visto prima, ti ho sentito prima, poi domenica ti ho visto quando ho finito di suonare, ho visto tutte le dirette di Zio. Renato. Si sentiva il numero uno fino. Sì. Abbiamo svegliato anche il vicino in parte. Però devo dire che veramente
Grazie davvero. Tutto l'affetto che c'è questa sera qui. Grazie Enrico. Grande Enrico! E grazie di avermi fatto tornare qui. Guarda cosa mi tocca dire per farmi avere in giro 500 euro. No, perché poi tocca quella di Barigioni. Enrico, ma la facciamo? Dai. Ragazzi, 2 canzoni, una attaccata all'altra. Proprio come diceva lui, le cantava Franco Bastelli, ve le ricordate tutti. Stornellante vagabondo, vieni a vedere il mio paese. Enrico Marchiano. Matteo Pizzi! Due grandi voci! Occhi e Renato. E poi l'insegnante di ballo. Sta provando una lezione. Sì. Ha detto tu per tutta la vita canta. E il ballo. È vero. Dispari.
sente la bolletta è questa. Non lo so, dai mica 10 euro, perché tiro fuori. Ragazzi, avete un minuto. Grazie Marco. Vieni a vedere il mio paese! Ma dai, Te lo giuro. No, è perché io là in alto non ci arrivo più da un pezzo. Tu invece che ci arrivi ancora delinquente, allora. Si è sentito? No! Vendimi soltanto amore. Bravo ragazzi, grazie a te, ma scherzi, è sempre un piacere. Ascolta, noi facciamo allora che ci congeliamo per 5 minuti perché so che voi devi fare. tutto questo per dire che deve fare la pipì. Non potrà scapparmi la pipì una volta, adesso non è. No, nel senso, posso andare a fare la pipì o. Sì, no, mi hai mica detto prima che devi fare. Visto che Checco si è cambiato il catheter. Sì. Ecco. Questo motivo. Checco. È lì, ecco, è arrivato. Allora, mentre lo congediamo per andare a fare i suoi bisognini, Devo fare la pipì. falli bene e falli fino alla fine. Ma se posso? Sì. Intanto io ti trattengo Certo. mia figlia d'orchestra. Tu? Il cielo è una adesso le faccio tutte così, tu lì e non sai cosa fare. Male che vada, la buttiamo a pane e salame. È un attimo. Vai, tranquillo. Non posso fare la pipì? Sei male buone con quella qua. Perfetto, grazie. Siamo in Che ghiaccio. complimento. Signori, scusate il tempo della pipì e torno subito. Per adesso, no, a parte gli scherzi, vado a bere veramente un goccio d'acqua perché Sì, ma mi ero spaventato quando ho detto vai a fare per il pipì. cateter, no. No, sei in buone mani. Cioè mica guarda lì. No, io vado da solo. Ma scherzi, ma volevo, a parte gli scherzi, proprio prima di questi 5 minuti, lasciamo loro la parola, volevo ringraziarli ancora. Grazie ancora davvero a tutti voi per questa fantastica prima parte. Le canzoni sono ancora tante, però io ci tenevo tanto questa serata. E me la state ripagando proprio con tutto il cuore, grazie davvero. Grande Matteo! Vado a fare la pipì e torno subito. Bravo Matteo. Allora, volevo chiedere una cosa. Scusa, ma non ti serve la cantante per fare la pipì? Serena? Ha detto che la fa da solo, vieni qua un attimo. Sta qua, non ha bisogno. Lei ha sentito che fa la pipì con il suo viso dietro. Lui non ha ancora. Mia moglie si dice vai a fare la pipì, lei va da una parte, io vado da una parte, esattamente sì. La tua invece si gira dall'altra parte. La mia si gira dall'altra parte perché ormai. Serena, allora se hai trovato la tua posizione, perché sono io il mio ingrediente sorgi collo. Bravo, volevo farti una domanda. Cosa hai provato la prima volta che eri dietro le quinte e hanno detto per la prima volta su questo palco era a Parma, mi sembra? Sì, a Torre Chiara. Torre Chiara? Hanno detto adesso ti facciamo sentire, perché lui ha parlato un quarto d'ora, no? Praticamente, sì, no perché scusa, maestro Bagutti, sì, perché anche il chitarrista è andato dietro a Matteo. Vabbè, ma lui l'ha fatto direttamente qua dietro la batteria. Che bello. Il Vespasiano, non avevo mai pensato a un Vespasiano dietro la batteria. Veramente. Se mi veniva sta idea qua. Grande Checco! Mi sembra parlare un attimino con la tosa perché che sono mesi e mesi che parlo con Marianne. Serena, torniamo in noi stessi, cara. Bellissimo. Allora, adesso mi è difficile essere serio, sai, scusami. Senti, guarda. Devi darmi il coraggio, perché io non mi conosco, mi sa quanto pallasso che so, però se guardi ridire ogni roba che dico, questi dicono ma chi me l'hai mandato qua? Tu sai che ho lavorato con Circo Togni, te l'hanno detto? Circo Togni, Silver Fate, con tutti. Perfetto. Allora ti stavo chiedendo perché a noi interessa cosa hai provato e cosa ti girava per la testa quando hanno detto finalmente sul palco Serena. Posso dire la verità? Niente. Ero in panico più totale, quindi non pensavo a niente. Ho solo pensato, ok, ci siamo, vado, fine. Mi tocca, esatto, mi tocca. Bravo Serena!
No, io aspettavo la poesia, cioè mi piace e così delle società così determinate, cioè praticamente io resetta tutto. Il cervello io a casa, dice così, non soffro, vado fuori e canto. Più o meno così. Hai fatto, la prima canzone è stata quella di Joseph che ci hai fatto sentire esattamente. Ma mi sembra impossibile che un po' di, noi diciamo, di strizza non ti sia venuta. Non sta a dire che sei così coraggiosa, che non hai provato niente. Fammi fare bella figura. Non posso dire quello che vorrei dire, però sì, avevo un po' di strizza. Un pochino, sì. Sì, dai, sempre che mi metto d'accordo, ti dico, si sta a vedere io sui discorsi. No, i ragazzi di oggi sono così. Mentre la prima volta che Enrico è salito su un palco e scendo dall'altra parte. Vuoi dire qualcosa tu? Sei qua. E mi piace quello che mette il microfono. Le ascelle che parla, che racconta delle storie di vita vissuta, di vita sudata. A volte no, io non sudo mai. A volte. Perché ridete? Perché state ridendo di me, uomo tutto di un top, che a volte mi Tu capisci? Ma non me la sento parlare? Che cosa? Ascolta, a volte mi fermo con una pausa, sì, perché la Patrizia ogni tanto mi dice pensa prima di parlare, sì. Allora tu mi hai detto, se mi ricordo quando io ho iniziato la prima volta, mi ricordo era una festa del Scios, la festa del Scios della Lumaca a Quero, provincia di Belluno. Praticamente che ha cantato, no, se sono un centro anziani. No, era la prima serata, sì, era la mia prima festa, attenzione, ed ero vestito di bianco. No, e te devi capire, diglielo. No, il mio taglio era sempre questo, bravo, non ho mai cambiato parrucchiere, però mi ricordo che quella sera me la ricorderò in vita, perché prima di salire su quel palco è successa una cosa che mi ha traumatizzato. Dillo a lui che io la so. A chi? Al numero uno? Intanto non che scappa niente. Tua moglie si è a casa, ascoltare così che si sta attento, esatto. Evitiamo questo discorso. No, adesso lo finisci. Volevo dire una cosa, cambio discorso perché ve lo dirò quando le telecamere sono spente. Però permettimi che prima ho ricevuto una telefonata. Sì, attenzione. Era la signorina Margherita Marchiante. Una delle. E dopo, va! E sei molto dolce quando ti facciamo, sì. Dimmi amore, va! Però devi ricordare che domani io e la Serena facciamo gli anni. Intanto. E se lo dice a tutti prendi più soldi. Non lo capisco perché. Allora facciamo gli auguri alla Serena Margherita. Prima di passare a Matteo. Allora qua c'è, lui è il figlio del Beppe, che ha suonato con Bastelli, Franco. Posso andare da lui? Cosa ti ha raccontato papà di Marchiante, tesoro, quando veniva a vedere Bastelli? Dillo. No, era piccolino, quindi non faceva niente ancora, quindi. Però di quando dormiva. Dormiva. Io mi chiedo come ha fatto imparare le canzoni dormendo, però è una sua debolezza. No, ho voluto sfatare perché il suo papà ha suonato con Bastelli quanti anni? 7? 20 anni. E tu hai cominciato da piccolino a seguire il maestro Bastelli. Avevo 4 anni. Sì. Allora, secondo Matteo, chi è che non ci crede che è il tuo padrino di nozze? Matteo? No, io. In più? Anche il battesimo mi ha tenuto. Avete capito? Ma quanti anni aveva Bastelli? Garibaldi. Matteo? Ciao zio! No, che dopo mi chiama. La Sardegna. Però Matteo, allora mi permetti che dopo vi lasciamo andare avanti, devo fare veramente i complimenti. Ma mi credi? No, niente. Bisogna parlare del pipì. Ma avuto che lui sta per essere su una clinica dove viene a fare. No, ma che se l'ho fatta tutta gli ho detto un po'. Sì, ma attento,
l'altro poco te che dicevi tutti quanti i dati come quando si fa fare i premi, no? La glicemia, eccetera. Perché poi è Dio. È già la scura, però va bene, sto bene. Esattamente. Noi siamo veramente di casa, possiamo dire tutto. Certo, Vogliamo dire di traggio. poi non siamo mica in televisione, cioè. Hai ragione, sono spenti in questo momento lei. Allora Enrico, fai proseguire Matteo perché qua mi pare che. Infatti, Allora signori, a questo punto il limite, la barzelletta. vi siete accorti? Enrico parte a parlare da qua. Dai Marco! Guarda che telefono. Sì. Do il microfono. Però stai qua perché zio, lo zoom che arriva fino a un certo punto, dopodiché veniamo fuori sfocati. Marco, Dimmi tutto. voglio tornare. Sì, anch'io. Allora, visto che devo raccontare una barzelletta, la racconto pulita, assolutamente, ci mancherebbe altro. E allora? Allora, vi racconto una barzelletta di 3 vampiri. 3 vampiri che sì, ve la racconto in italiano così, capite? Se si parla in dialetto magari non ci capiamo. Allora, questi 3 vampiri che si trovano la notte e uno a un certo punto comincia a dire: beh, però io ho una gran fame, allora cosa fa? Parte, prende il volo, dopo mezz'oretta, 3/4 d'ora, torna indietro. Arrivano gli altri 2 sono lì che aspettano. Questo arriva, c'ha tutto il sangue che gli viene giù di qua, tutto il sangue che gli viene giù di là, dice. L'altro dice: ma dove sei stato? Dice: la vedi quella montagna, quella punta là, quella proprio là in alto là. Bene, di là c'è un villaggio, è pieno di ragazze giovani. Ho fatto un pieno di sangue che ne ho fin quanto ne voglio. Allora uno degli altri 2 dice: sai che sentire dire così mi è venuta fame anche a me? Allora parte, sta via mezz'ora, 3/4 d'ora, quando torna a terra e gli altri 2 sono lì, anche questo arriva, tutto il sangue giù di qua, tutto il sangue giù di qua. Allora quello che non aveva ancora mangiato: beh, ma dove sei stato? Dice: lo vedi quel monte là? Non quello di prima, quello lì, lo vedi? Proprio quello lì in alto, la punta, la vedi? Sì, dice, di là c'è un campeggio, è pieno di ragazze giovani, ho fatto un pieno di sangue che ne ha non si sa per quanto. Allora questo qua dice, il terzo prima di dire: io non sono più stupido, non avete fatto venire fame anche a me. Parte, dopo 10 minuti torna indietro, tutto il sangue di qua, tutto il sangue di qua, tutto il sangue dagli occhi, il sangue dalle orecchie, il sangue dal naso, tutte le mani con i piedi scrostati, tutti i vestiti rotti, tutto devastato. Allora uno dei 2 lo guarda e dice: ma dove sei stato per tutti così? Dice: la vedi quella montagna là? Non quelle 2 di prima che avete fatto voi, quell'altra di fianco, la punta, la vedi la punta? Dice: sì, la vedo. Ecco, dice: io non l'ho mica vista. Grande Marco! Grande Marco! No, stai qui perché ne ho una anch'io da dire. Lo sapete qual è la nazione più lunga del mondo? L'Ungheria. Ok? Sapete qual è la tribù indiana meno popolata del mondo? Gli indù. Dopo questo momento, grazie ragazzi, dopo questo momento, poi torni per il gran finale ovviamente. Tornate poi per i saluti finali. C'avevo un microfono, sentivo qualcosa. Ah, oh, ragazzi, io ho 2 mani. Si sente dove l'hai messo. Non ho fatto in tempo, ho fatto la pipì, c'è la scuola. Ah, era il tuo, Serena? No, questa no, le ho reso perché intanto che facevo la pipì ascoltavo, gli ho detto: cosa hai provato quando sei salita sul palco? Niente. Mi si fa dire niente. Niente. La testa. È vero, era emozionatissima, è entrata così. È una cosa bellissima. Allora, questa ce la cantiamo insieme, vieni qua, le vostre ultime richieste, ma soprattutto questa è una canzone che ha fatto il giro del mondo
veramente, è il più grande successo mondiale di quest'anno, l'hanno cantata tutti, adesso che hanno smesso di farla la cantiamo noi. Giusto. Dalla voce di Serena. E anche quella di Matteo. Sì. Ma perché queste cose le stiamo provando a casa. Aspetta. Dalla voce di Serena. Dalla voce di Matteo. Bravo. Grazie. Perfetto. I
ringrazio davvero tutti quanti voi. Non può mancare adesso questa canzone che ha preso ormai, si può dire, una fama nazionale, lo dico pieno d'orgoglio perché è una canzone popolare, una canzone che ha delle radici di una volta, l'abbiamo riarrangiata, riscritta insieme al mio amico Paolo Bertoli, all'amico Massimo Cantaldo e al mio amico Gianmarco Bagutti, con il quale partiremo fra poco, perché a giugno partiremo in villaggio assieme. Voi lo sapete che noi organizziamo sempre le vostre vacanze, tanti di voi sono venuti in viaggio con noi. Dal 9 al 16 giugno andremo ad Ostuni, andremo in Puglia e poi dopo a gennaio faremo la crociera a Dubai, a ottobre la crociera di Ibiza. Sono tantissimi i viaggi, 4 o 5 viaggi all'anno addirittura. E con lui abbiamo scritto questa canzone che è entrata nel cuore di tutti voi, e circa 20 giorni fa io e lui ha fatto la sua prima volta con noi, siamo stati chiamati, mi dicono: ma lei è lei che ha cantato Lassù il cielo, la coperta ricamata? Sì, perché qui dice Mediaset, vorremmo che ci rilasciasse un'intervista. E noi siamo andati a fare questa intervista, fin quando non siamo stati là non ci credevamo, ma la soddisfazione è stata grande in una televisione così, ma soprattutto non c'è solo quella, e se siamo arrivati là è grazie anche alle televisioni come Telecittà, è grazie anche alle televisioni come private, più piccole, più grandi, meno grandi, ma che sono sempre vicine giorno dopo giorno al nostro settore. Grazie a loro siamo arrivati fin dove vogliamo, veramente. Allora mando ancora un grande applauso e un grande saluto. Lassù il cielo è una coperta ricamata, la dedico a tutti voi questa sera. Grazie mille. L'orchestra. Il cielo è una coperta ricamata, la luna fra le stelle fa la spia.
Grazie davvero. Matteo! Grazie. Tra l'altro ragazzi, giugno è vicino, giugno uscirà il nostro nuovo CD e visto che la coperta ha aperto, la coperta di Serenella ha aperto grazie davvero, ha aperto una strada, un filone particolare e sta ritornando molto più di voga, anche e soprattutto grazie a questa canzone, il filone popolare. Vi dico già che abbiamo già qualche novità e abbiamo già una, secondo noi, una nuova coperta, però io non vi voglio ancora dire niente. Quando la sentirete fra pochissimo la presenteremo. Detto questo, allora noi continuiamo, parlavamo di Sanremo prima, quest'anno Sanremo ha avuto fra le tante vicissitudini comunque qualche canzone orecchiabile, oramai sono quasi tutte canzoni parlate, ma ce n'è una in particolar modo di una grande cantautrice, l'ha scritta Gaetano Curreri, la canta Loredana Bertè e questa sera se la canta la nostra Serena, per tutti quanti voi. Che cosa vuoi da me? Essere sotto qui, pensi a me, dire a me le cose inutili che ti serve solo se problema nervosi.
successo italiano portato al successo da Jimmy Fontana. Il titolo non ve lo dico neanche. Partita, ragazzi. Bellissima questa. Grande Matteo! Tu
l'ultima? No? Allora vieni fuori, vieni con lui. Signori, Enrico Marchiante. Volevo sentire un forte applauso perché stavo pensando a tutte le serate che abbiamo trascorso qui in teatro da quasi 6 mesi, 2 volte alla settimana, cioè scusami, 2 volte al mese abbiamo fatto delle meravigliose serate. Volevo ringraziare tutte le orchestre che sono transitate in questo teatro. Un forte applauso per chi ha creduto con me in questo progetto. L'applauso a questo grande uomo. Quindi un po' che in Italia non si può neanche dire il nome perché siamo nella Parco Ciccio. Ma non dici il nome perché... Come poi arriva la Roma, arriva la multa, la paga la proprietaria poi viene da me. Ma scusa, io con Chico no, ma scusa un attimo, se dici che ha la giacca, la cravatta, la barba, è un dato di fatto, non è mica par condicio. Cioè, non è un... sbaglio? Sbaglio? E qui però, applauso col signore lì. Poi un ringraziamento. Grande Johnny! Questa ormai è l'ultima serata, no? Permettimi di ringraziare. Non so, c'è ancora Patrizia qui. Patrizia sì. L'editrice Intellicità che anche lei ha creduto in questo progetto. Vieni qua Patrizia. Un applauso per Patrizia Vassallo di Intellicità. Un grazie di cuore a tutti gli operatori della televisione. A Massimo Artusi, voi continuate con l'applauso che fa bene al sangue. Allora Artusi, a Daniele Alea alla Camera 1, a Rino che vi sa questa sera, a Chico Battaglia che non c'è ma anche lui ha collaborato. Un applauso al Conte Max, a Francesco Mazzucato E grazie a Enrico Marchiante. Agli sponsor, e viva gli sponsor! Grande Cavaliere, Marino! Sì, è qua, guarda, hai detto stacco pesora, dopo vado a casa. E invece, sai cosa quando io lo conosco? Attenzione, gli piace l'artista. Esatto. E quando gli piace l'artista, guarda, veramente lo sponsor che vi diciamo, l'hai conosciuto prima, no? Sì. Lui resta solo se gode di quello che sta ascoltando e vedendo. Doveva andare a casa alle 10:30, 11 perché domani mattina presto deve alzarsi. Allora questo è il più bel complimento. Grande Cavaliere! vi vogliamo che sta andando in cerca di giovani validi che abbiano voglia di lavorare. Lui assume tante persone. Se avete figli che Ha bisogno di persone, sì. Vedete, il lavoro c'è. Cosa manca? Ha voglia. Appunto. No, Benetti sono mesi che cerca. Quante persone, Benetti? 3. Per favore, 3. Possibile che non siamo noi. Dobbiamo concepire per avere 3 nuovi operai. Tu vuoi farmi dire qualcosa, ma sono quasi in par condicio anch'io perché sono appena partito. Se me lo chiedevi un mese fa, però ti avrei dato un'altra risposta. Ah, ho capito. No, meglio che cambi. Un pochino la penso come il signore. Peccato, va bene. Cara Patrizia, prima di lasciare l'ultima parola a questo grande artista, a questi grandi musicisti, permettimi di ringraziare te, di ringraziare quell'amico che è lì in giacca e cravatta, sempre perfetto. I love you. E ringrazio anche tutti voi, siete stati in tantissimi, siete venuti qui in questo teatro stupendo e avete condiviso con noi queste serate, quindi davvero grazie e Grazie a voi. sicuramente torneremo ancora più. Grande Patrizia! Io ho detto prima, sempre a quel signore lì, che martedì prossimo secondo me la macchina mi porterà davanti al teatro, troverò chiuso. Beh, ci consoleremo. Arturo, diciamo Arturo non ho detto nome. Ci consoleremo. Arturo perché non è d'arte. No, ci consoleremo, andremo nel ristorante di là e
e penseremo a queste belle serate. Abbiamo fatto una stima, non per dire numeri, però questo teatro tiene 250 persone, adesso parlo come lui, pensate che questo teatro tiene 250 persone e noi lo abbiamo riempito tutte le sere e il grazie e l'applauso davanti a tutti. E viva il pubblico e seguite sempre le più belle orchestre, tutte le orchestre. Assolutamente. Grazie Rico! Quello che hanno fatto loro è fantastico, l'hanno fatto sicuramente grazie alla loro fortissima forza di volontà, grazie al loro impegno grande e grazie soprattutto, come ha detto loro prima, alla vostra numerosa presenza. Come dicevo prima, è un piacere essere qui e se siamo qui è grazie proprio allo sforzo che hanno fatto loro per volerci qui per l'ultima sera. Vi chiedo ancora un applauso grande per tutta l'organizzazione. Davvero. Grazie ragazzi, è stato veramente un grande piacere. Bravi! C'è una tua fans che si chiama Mariangela, che dovrebbe essere qui, è andata dalla parrucchiera oggi, si è preparata per questa serata. Vorrei vedere Mariangela se c'è, perché la ringrazio veramente. Ecco, vedi che c'è la tua fans. Qual è? Mariangela, dove sei? Signora, è lei? Prima quando l'ho vista volevo dire, quella sera lì è andata dalla parrucchiera per me. Giuro! Signora, non vada via che poi la vengo a baciare. Mi raccomando, prima di andare via vi veniamo a salutare tutti, uno per uno. Io bacio solo le donne, lo dico. Allora, a questo punto facciamo il gran finale. State qui con noi, dai. È l'ultima, dovete stare qui con noi. Ma è l'ultima, dai. Per l'ultima state qui, pensate tutti. Signori, noi ci salutiamo, come avete visto, questa è una banda di matti, avrete modo sicuramente nelle nostre serate di venire a sentire altre nostre canzoni, tante le abbiamo fatte, tante sono ancora da fare proprio perché vi vogliamo sentire, che vogliamo che ci seguite sempre. E noi vogliamo concludere in una maniera un po' particolare. Spavento! E quindi signori, voi dovete sapere, vieni qua, dai, il finale, vai via! Noi signori abbiamo in orchestra lo zucchero. Partite ragazzi, zucchero, ma non quello che si mangia, quello che canta. Guardate. Grande Marco! Mister Marco Tagliavini. E noi però per l'ultimo anno di questa stagione vi vorremmo chiedere un favore, le luci accese e tutti in piedi, tutti, le mani. Su.
così che poi c'è di me.